Carissimi amici di Egadi Channel, ben trovati, siamo di nuovo qui puntuali come ogni giovedì per dare inizio ad una nuova mega puntata dedicata esclusivamente al mondo del cinema, ma soprattutto al grande successo del film Picciridda. A breve si collegheranno con me due grandi super ospiti. Vuoi sapere chi c'è? Io mi preparo per il collegamento e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora però ci posso venire pure io! Tu qua devi restare, che tua madre non ce la può fare con due picciridi. Non come l'hanno chiesto. E dicevo no, non voglio che partite senza di me. Io li odio. Nonna, ci sono zio Piero, Rosa Maria. Ti resta che non voglio che hai niente a che fare con Sempano. Io ti voglio bene e tu non si puoi fare niente. Non t'azzardare, eh? Tua nonna è brava. Se certe volte mi arrabbio, è perché uno è cattivo e io voglio che tu ti fai una pelle dura. Che t'ha fatto? Voglio che diventi una donna importante, una di quelle che fanno grandi cose. Ma perché ti chiamano così? Anna Maria. La parola donna prima del nome vuol dire che ti rispettano. Certo ne se lo meritano, altri no. Io quando sono grande, pure così voglio essere chiamata. Nonna Lucia. Ci siamo, lo avete visto in questa piccola clip d'apertura. Oggi parleremo esclusivamente di Favignana, di Egadi e tutto quello che è il mondo del cinema, in particolare del film Picciridda, dopo il successo riscontrato che ha portato il nome di Favignana ovunque e che è stato girato appunto nell'isola di Favignana, diretto da Paolo Licata, tratto dal romanzo di Catena Fiorello. È la storia di una picciridda siciliana, Lucia, ambientato del tutto in Sicilia, che è stata lasciata con la nonna poiché i suoi genitori sono partiti per problemi di lavoro e quindi emigrati in Francia. Lucia dovrà crescere sotto la protezione della nonna, una nonna inaffettiva, priva di sentimenti per i drammi che purtroppo la vita le ha riservato. Addirittura non parla con la sorella e non vuole nemmeno che Lucia frequenti quella famiglia, ma il motivo alla piccola non glielo dirà mai. Sarà proprio la picciridda a scoprire cosa è successo tra la nonna e la sorella, attraversando delle vicende poco belle. Ma noi vogliamo parlare di questo argomento con due super ospiti. Uno, il presidente della Trapani Film Commission West Sicily, Ivan Ferrandez, e poi niente proprio di meno che la protagonista del film, in diretta da Palermo. A breve si collegherà Marta Castiglia. Io quindi chiedo alla regia di aprire i primi collegamenti e dovremmo avere già collegato da Trapani Ivan. Ivan, ci sei? Sì, buonasera. Ciao Ivan, ciao, come stai? ciao. Tutto bene? Grazie Come va a dell'invito. Trapani? Bene, bene. Bene, sono a Mazzara adesso, stiamo preparando un film per Rai 1 che inizieremo con le riprese nel mese di marzo e quindi per adesso siamo in giro.
per location e autorizzazioni varie. Sei sempre in movimento, sempre in movimento. La situazione, per la situazione fortuna. Covid ha colpito anche questo campo, però negli scorsi mesi Sì. sta riprendendo un pochino, magari ne parliamo dopo. Ospite Ivan, abbiamo un ospite d'eccezione in questa chiacchierata per questa serata insieme, direttamente la protagonista di questo grandissimo successo che si è svolto a Favignana ma che poi è andato in giro in tutte le case cinematografiche, la protagonista principale di Piccinidda, che è Marta Castiglia, e dovremmo averla in collegamento direttamente da Palermo. Ciao Marta, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Marta, come stai? Tutto bene, Tutto voi? bene? Tutto bene, tutto bene. L'isola ogni tanto ci dà qualche problemino per la connessione, ma poi alla fine riusciamo al solito a realizzare il tutto. Tutto bene tu a scuola? Sì, anche per adesso siamo in presenza, quindi sono felice di questa cosa. Bene, bene, bene. So che a Favignana tu e la tua famiglia anche ci ha lasciato un pezzettino del cuore, eh? Poi siete tornati anche in vacanza dopo il successo, insomma, ma di questo ne parliamo dopo. E c'è con noi, Marta, non so se l'hai già visto, Ivan, il responsabile della location manager che ha curato tutta la parte di Piccinidda, quindi abbiamo un salotto allargato, io a Favignana, Ivan a Mazzara e tu a Palermo, e questo è anche il bello Marta. del web. Ciao! Ivan, un successo assicurato già, iniziamo a raccontarlo, no? Durante le riprese si sentiva nell'aria che questo film aveva qualcosina d'eccezionale, ma voglio farti una domanda. Mi dicono che Piccinidda, il film, era stato scritto per un'altra location e poi tu con un colpo d'occhio sei riuscito a convincere produttori, registi a scegliere l'isola di Favignana. È così o non è così? Sì, o meglio, addirittura il film aveva già avuto un inizio riprese qualche tempo prima su Cefalù, poi per altro genere di problematiche si sono fermate le riprese, quindi proprio sul nascere. E il regista a distanza di tempo ha, diciamo, riprogrammato l'inizio appunto delle riprese della lavorazione di Piccinidda. In quella fase, dopo aver letto la sceneggiatura che mi è stata mandata sia da Paolo Licata sia da Maurizio Quagliana, l'aiuto regia, da lì ho preso spunto in base alla storia per come era raccontata e ho fatto realmente parecchia pressione, perché ci tenevo nel quantomeno fargli vedere i posti incantevoli che poteva offrire Favignana. Da lì ricordo benissimo i primi sopralluoghi, siamo partiti da Trapani addirittura per dargli un pathos differente, superiore. Ricordo di aver preso la mia barca e un giorno siamo partiti io, Frédéric Ollier, che era uno dei produttori, e Paolo Licata, siamo partiti col mio motoscafo in pieno inverno e siamo andati nell'isola. Raggiunta Favignana abbiamo iniziato ovviamente a girare un po' tutto quello che offriva a livello di location, sia dai paesaggi meravigliosi, la parte di Cala Rossa e qualche location che già comunque avevo individuato, e da lì è nato questo amore veramente a prima vista, che ha travolto in primis Paolo, che ovviamente essendo il regista era colui che aveva a cuore la storia. E da lì è nato tutto, quindi poi ovviamente abbiamo trovato l'appoggio di tutti gli isolani, dell'amministrazione comunale, di cui anche tu insomma hai avuto modo di prendere parte in maniera diretta, e quindi da quel momento abbiamo aperto ufficialmente le porte e abbiamo sposato il progetto immaginandolo su Favignana. Bene, bene. Marta, un personaggio abbastanza complicato, lo dicevamo nell'introduzione, no? Questa bambina di 11 anni, lasciata dai genitori perché loro emigrano in Francia per problemi di lavoro, e quindi questa bambina che deve crescere sotto gli affetti di una donna abbastanza rigida di carattere, alcuni la descrivono quasi inaffettiva. Ecco, quanto tempo di preparazione, come ti sei preparata, ecco, ad affrontare questa parte, questo personaggio? Allora, sia durante la fase dei provini, sia durante la fase delle riprese ho avuto al mio fianco 2 coach, prima Consuelo Lupo e poi Simona Taormina, che sono state davvero fondamentali e che ringrazio tantissimo, perché mi hanno aiutata tantissimo a entrare sempre di più nel ruolo di Lucia. Loro mi hanno fatto comprendere tutte le emozioni, tutti i sentimenti provati da questa bambina. E inoltre, nello specifico, è stata Simona ad accompagnarmi durante il periodo delle riprese.
E lei mi ha aiutato a parlare con un'inflessione siciliana, che pur essendo siciliana io non avevo, perché appunto frequento una scuola di teatro a Palermo dove si studia dizione. E loro Ok. sono stati appunto, come ho detto, davvero fondamentali e le ringrazio tantissimo. Marta, io voglio farti un regalo perché ho trovato un videoclip che racconta proprio quei momenti di preparazione. Lo guardiamo insieme. Ok, puoi posare il foglio sulla sedia. Quello che non vidi era dove finiva tutto quello. La fine del mondo. Ora tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi suonare. Stop. E donna Peppina, a pecorare. La chiamano così pure se fa pecorare. E allora perché pecorare non si merita rispetto, anzi magari più sacro. E tesoro, azzapina. Ma zitto, di quegli insulti soltanto si merita, altro che rispetto. E ti ho detto che non voglio sentire parlare, la prossima volta i denti li faccio fare, capisci? Sì, io capivo. Io da grande pure così voglio essere chiamata. Donna Lucia. Ciao. Ma che fai? Tua madre non ti dice niente che ti metti lo smalto. La scelta della bambina che avrebbe dovuto vestire i panni di Lucia, della nostra Picciridda, era ovviamente la scelta più importante di tutte. Avrei potuto permettermi di sbagliare su altre cose, ma non su questo. Durante i provini che abbiamo fatto a Palermo ho incontrato Marta. Fisicamente era molto simile all'idea che mi ero sempre fatto della protagonista di Picciridda. Avendo lei fatto teatro appariva molto impostata, molto strutturata ed era esattamente l'opposto di quello che io invece cercavo. Io cercavo una selvaggia, una bambina di campagna che a stento parlasse l'italiano, che esprimesse il più delle volte in dialetto. Ma è perché sono più grande. Già dal secondo provino, dalla seconda volta in cui ci siamo incontrati, sono rimasto impressionato dalla sua capacità di calarsi perfettamente in un ruolo che poi era così distante dalla sua natura, invece molto elegante e raffinata. E a me che mi interessa? Io non ci vivo in Francia. Ci sono andati anche per te. Amante, leggilo, che voglio sapere che dici. Leggetelo tu allora. Marta, intanto dopo aver visto questa piccola clip, io voglio farti subito i complimenti per come hai interpretato questo personaggio. Sei stata veramente molto 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 brava. Ascolta, era la prima esperienza cinematografica? Mi dicevi poco fa che hai fatto una scuola di teatro, è vero? Allora, sì, questa è stata la mia prima esperienza cinematografica e mi ha fatto comprendere il mondo del cinema, che era un mondo che mi affascinava tantissimo già allora e che mi affascina tuttora. Sì, frequento una scuola di teatro a Palermo, la Putia d'Arte Malvina Franco, che comunque mi aveva già dato l'opportunità di immedesimarmi in un ruolo, di studiare un personaggio. Beh, E quindi appunto sì, ok, frequento Marta, una scuola di teatro ok, dove si studia dizione. dove si studia dizione. Senti Marta, ma in famiglia non sei la sola che ha partecipato al film Picciridda. C'è anche tuo fratello che, se non mi sbaglio, ha fatto proprio tuo fratello anche nel film, è così? Sì, ai provini ha partecipato anche lui e alla fine è stato scelto. Un po' dopo di me è arrivata la chiamata, è arrivata un po' dopo di quella mia. Ok. Ed è stato scelto appunto per interpretare il personaggio di Pietro, che era il fratello di Lucia. Ovviamente averlo con me in scena è stata una grande emozione, appunto fare il mio fratello nel film. Una grande coincidenza, ma che Una grande comunque... coincidenza, esatto. C'è Ivan, è sempre collegato con noi. Marta poco fa ci parlava di provini, quindi tutta una fase propedeutica al film.
Ivan, l'isola si è proprio preparata ad accogliere questo evento. Anche sull'isola ci sono stati dei provini per coinvolgere la gente del posto. Ecco, com'è andata tutta quella parte lì di preparazione in merito? Sì, guarda, già nei mesi precedenti, una volta confermata, diciamo, la location, poi ci siamo attivati assieme alla regia anche a fare dei casting, dei provini direttamente sull'isola, e devo dire che ci hanno accolti anche in quel caso con molto entusiasmo. Abbiamo coinvolto le varie scuole dell'isola, abbiamo incontrato sia i bambini sia i genitori, sia alle scuole elementari che alla prima media, ed è andata abbastanza bene. Alla fine ci siamo ritrovati ovviamente a girare in quel periodo tra i favignanesi e con i favignanesi, perché oltre, diciamo, a Marta qualche altro arrivava da fuori, ma poi gran parte dei ragazzini erano ovviamente tutti favignanesi, quindi abbiamo, diciamo, portato un bel po' di movimento e armonia anche tra i piccolini. Bene. Marta, e tu col cast invece come ti sei trovata? C'è qualcuno magari con cui hai legato di più rispetto agli altri? Qualcosina che mi vuoi raccontare? Allora, col cast, con la troupe mi sono trovata davvero benissimo. Li ho, diciamo, trovati come una seconda famiglia praticamente. Con tutti ho avuto un rapporto speciale, ho trovato dei grandi amici lì che ricordo sempre con un sorriso. Del cast ovviamente ho legato in un modo speciale con Lucia Sardo, l'attrice con cui condividevo il maggior numero di scene, che appunto interpretava Nonna Maria. Nonna e nipote, c'è un rapporto speciale, e anche con Ileana Rigano, che ci ha lasciati qualche mese fa, e con la quale alla fine della ripresa di una scena, la scena della violenza, c'è stato un abbraccio tra me e lei. Lei interpretava zia Pina, e quell'abbraccio mi ha portato un'emozione immensa, e sono davvero contenta di aver lavorato, di aver recitato con una persona così grande, così brava. Così immensa, ecco. Sicuramente è un'esperienza che porterai con te per tutto il resto della vita, te la ricorderai per sempre questa esperienza. Con Ivan poco fa abbiamo parlato di preparazione anche coinvolgendo la gente del posto e preparando l'isola. Noi abbiamo trovato una parte di clip che riguarda proprio questo argomento, la guardiamo insieme. Alcuni giorni prima delle riprese sono arrivati a Favignana le macchine della produzione, i camion con le attrezzature, tutta la troupe, quindi c'è stata una sorta di invasione nell'isola che chiaramente in quei mesi, novembre, dicembre, in genere è assolutamente deserta. Alcune persone del luogo ci guardavano un po' come degli intrusi, come degli alieni, però in generale abbiamo avuto una splendida accoglienza. Tra l'altro non solo i luoghi ma anche le persone hanno preso parte al film, chi in produzione, chi come figuranti. Allora, praticamente il lavoro che è stato fatto, che stiamo facendo, è quello di rendere il più veritieri possibile questi abiti. Ora poi vanno tutti grattugiati e invecchiati. Questa ricerca di costumi parte da questa ricerca storica su fotografie e video dell'epoca, filmati dell'epoca degli set. Ha una cartella cromatica, però su base di ricerca storica, quindi abbiamo fruttivendoli, mercato, vecchi del paese, bambini. E
Per chi si fosse collegato proprio adesso, stiamo raccontando quello che è successo dietro le telecamere di Piccirida, questa grandissima esperienza che l'isola di Favignana ha avuto il piacere immenso di accogliere nello scorso inverno. Ivan, lo dicevamo poco fa, un mese trascorso in un'isola, poi nel periodo invernale si diventa un po' come una grande famiglia. Ecco, c'è magari qualche aneddoto, qualcosina che vuoi raccontare che è successo e che magari degli ottimi legami di amicizia che si sono stretti, ecco. Guarda, un po' con veramente gran parte degli isolani si è stretto un rapporto diretto, confidenziale, ma anche con la troupe, perché chi fa questo di mestiere, come nel mio caso o altri colleghi, diciamo solitamente si arriva sul set, ci si concentra durante le ore lavorative e poi, una volta dato l'ultimo ciak della giornata, diciamo si creano immediatamente dei piccoli gruppi e ci andiamo dividendo e magari ci rivediamo direttamente l'indomani, cosa che non accadeva a Favignana, perché ovviamente in un periodo invernale, in pieno inverno come quello che è stato allora, novembre, fine novembre, dicembre, la cosa bella era questa: la troupe intanto raggiungevamo qualsiasi set praticamente a piedi, quindi non c'era un tempo da considerare per diciamo dalla sveglia all'inizio lavorazione del film. Eravamo direttamente su un set, perché si arrivava a piedi dai vari residence che erano ubicati un po' tutti, diciamo, nella zona centrale di Favignana. E poi la cosa bella, che una volta finite le riprese, essendo inverno, diciamo intorno alle ore 17 era l'orario quasi standard di fine riprese, quando iniziava a far buio, immediatamente ci ritrovavamo su quel corso che era spoglio a livello di vita, perché eravamo fuori stagione, però in quel periodo del film era una festa continua, quindi ci ritrovavamo con l'amico, faccio un esempio, Gianluca del New Albatros, ci ritrovavamo tutti i giorni lì, decidevamo noi il menù, di cosa mangiare, cosa bere, la musica da inserire per la serata, e quindi magari quando potevamo e avevamo la forza, perché comunque il film, saprai bene, le riprese di un film sono parecchio stancanti e intense, però ecco, si era creata veramente una famiglia allargata e quindi l'isola faceva parte di noi. Se avevamo bisogno, ricordo anche piccoli aneddoti di set, la scenografia aveva bisogno la mattina delle uova fresche che poi venivano utilizzate durante le riprese, gli aiuti attrezzisti di scena andavano direttamente a casa del tizio piuttosto che Caio dell'isola, che gli aprivano proprio la porta e gli davano quasi il consenso quotidiano, senza chiedere il permesso, di andare lì e prendere le uova che poi venivano utilizzate durante le scene. Ripeto, è un rapporto bellissimo, dei ricordi meravigliosi. Io ho fatto diversi film e questo è uno di quelli che mi è rimasto impresso nella mente e ovviamente nel cuore. E quindi l'augurio è di poter tornare a Favignana, sperando appunto di ritrovare gran parte delle persone che hanno fatto parte integrante del film e ritornare lì e lavorare magari in sintonia con quello che è l'isola, con quel trasporto magico che ci dà. Grazie Ivan per questo tuo piccolo intervento, ma noi ci sentiamo dopo per parlare anche di altro, anche da un altro punto di vista. Ricolleghiamoci invece direttamente con Marta, che dovrebbe essere sempre collegata con noi. Eccola qui. Marta, invece a te Favignana, ma che impressione ti ha fatto? Quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, tu mi dicevi siamo arrivati, praticamente non c'era nessuno, d'inverno eravamo solo noi. Ecco, che effetto ti ha dato? So che poi anche sei tornata in vacanza, anche per la presentazione nell'arena appunto del film stesso. Sì, allora, quando siamo arrivati, come avete già detto, era inverno, c'era freddo e c'eravamo praticamente solamente noi. L'isola io non c'ero mai stata, quindi comunque ero super curiosa di visitarla, di vederla. Infatti il primo giorno abbiamo girato con mio padre per tutta l'isola. Appunto, essendo inverno c'era davvero pochissima gente e penso che comunque questo abbia contribuito a formare un'atmosfera intima che personalmente mi ha aiutata moltissimo ad entrare sempre di più nel personaggio, e penso che un minimo abbia aiutato anche tutti ad instaurare anche un rapporto tra di noi.
Sì, poi sono tornata a Favignana 2 volte, prima per una proiezione del film, che ricordo sempre con piacere, è stato un giorno davvero bellissimo. La seconda volta per una semplice vacanza, sia perché Ci sta, ci sta. sia io che la mia famiglia praticamente non riusciamo più a stare lontani da quest'isola, Bene. ci torneremo sicuramente. Quindi ritornerete sicuramente. Marta, possiamo dirlo, Favignana ha portato bene e sei stata protagonista anche di vari premi, vari titoli che ti sono stati riconosciuti. Io ho trovato un piccolo servizio tratto da un piccolo telegiornale, lo guardiamo e poi lo commentiamo insieme. E per la migliore sceneggiatura a Picciridda, scritto da Paolo Licata con la collaborazione di Ugo Chitti e tratto dall'omonimo romanzo di Catena Fiorello. Lo stesso film, ambientato nella Sicilia degli anni 60, ha avuto una menzione speciale per l'interpretazione di Marta Castiglia e Lucia Sardo. Per quanto riguarda i documentari, invece, premio Cariddi a One Child Nation, diretto da Nam Fuang e Jialing Zhang, ambientato in Cina e dedicato alle conseguenze umane e sociali della cosiddetta politica del figlio unico. Questi sono i più importanti fra i premi assegnati ieri sera a Taormina, a conclusione di un festival che ha messo in vetrina 78 film di 24 paesi e ha visto la presenza di star internazionali come Nicole Kidman, Octavia Spencer, Richard Dreyfuss. E proprio in quel palco, dove ci sono stati questi artisti di fama internazionale riconosciutissimi, tu hai ricevuto un premio come menzione speciale come migliore attrice appunto nel film Picciridda, è così, no? Come migliore attrice emergente. È emergente, esatto. E poi una menzione speciale per l'interpretazione insieme Ok. a Lucia Sardo. Ma ci sono anche altri premi, altri riconoscimenti che hai avuto, no? Sì, in alcuni festival sono stati appunto dei riconoscimenti che mi hanno riempito il cuore d'orgoglio, di soddisfazione. Leggere quelle frasi, salire su un palco per ritirare un premio, un palco dove appunto sono saliti diversi attori, persone appunto importanti che avevo già visto in alcuni film, e un palco dove sono salita anch'io. E questa cosa appunto è stata davvero un'emozione fantastica e ricorderò sempre quei giorni passati a Taormina, per esempio. Io queste cose non avrei mai pensato di farle fino a poco tempo fa e sicuramente apprezzo tantissimo di aver fatto. Esatto, anche testate giornalistiche importanti, Presse Sud ad esempio ti ha detto Marta Castiglia è fenomenale, proprio abbiamo visto anche questa parte in uno spot, un trailer di Picciridda che troviamo sul web, scusami. Senti Marta, ritorni sul set, ci sono programmi, qualcosina che vuoi accennarci? Stai lavorando, fai sempre teatro, come dicevamo poco fa? Sì, frequento tuttora una scuola di teatro. No, ancora non ho ricevuto altre proposte, però ovviamente mi piacerebbe tantissimo risperimentarmi con un nuovo ruolo e appunto immedesimarmi in un altro personaggio. Bene, Marta, abbiamo finito. Io ti ringrazio veramente per averci dedicato Grazie a questo voi. tempo, anche se virtualmente sei arrivata di nuovo a Favignana, so che ti ha fatto un immenso piacere. Quando ci siamo sentiti poco fa con papà mi diceva ormai Favignana ci è rimasta nel cuore. L'hai detto anche tu poco fa, hai detto questa Sì, frase. tantissimo. Grazie Marta, allora e noi ci vediamo a Favignana, quando sei in vacanza ovviamente, ti aspettiamo qui. Grazie ancora e complimenti per l'ottimo lavoro che hai svolto. Grazie a voi. E noi ci salutiamo guardando alcune immagini, un trailer sempre del film Picciridda. Ci vuole coraggio a lasciare una figlia e gli risino lontano per travagliare. Non ti preoccupare, Lucia, tornano presto. E ci fai la esci? Allora non ci posso venire pure io! Tu qua devi restare, che tua madre non ce la può fare con due piccini.
Chi ti chiamano così? Anna Maria. La parola donna prima del nome vuol dire che sei una brava persona. Certo ne se lo meritano, altri no. Ti prego, Lucia, non mi rovinare. Io quando sono grande, pure così voglio essere chiamata. Anna Lucia. Se certe volte mi arrabbio, è perché ognuno è cattivo. E io voglio che tu ti fai una pelle dura. Sembra tua sorella e tuo nipote. Tu sei mia sorella, non ne ho altre sorelle. Non come l'hanno chiesto. E dicevo no, non voglio che partite senza di me. E invece ti porterò solo a mio frate. E a me mi lasciano qua. Noi vi vogliamo bene. C'è delle rette attorno. Qui da pane cavolo, e sono un topo. Non ne vuole il reale di lui. Tu vuoi comandare su tutti. Ma con me arentici. Non faccia andare. Liodi, grida più forte! Liodio! Piccirini, che è successo? Patini! Ah, fanculo, va. E con questa clip abbiamo salutato la piccola Marta Castiglia, il quale ci ha onorato della sua presenza questa sera in questa nostra puntata. Ma dovrei avere sempre in collegamento, anche se non ci ha lasciato, Ivan da Trapani. Ciao Ivan, sei rimasto con noi, perfetto, grazie per Eccoci, la tua ciao, pazienza, ciao, grazie, Ignazio. grazie. Con Marta poco fa sicuramente hai visto che parlavamo dei riconoscimenti che lei ha ricevuto, ma Picciridda, lo dicevamo all'inizio, già all'inizio nell'aria c'era qualcosa, che sto film aveva qualcosa di particolare, e poi sono arrivati tanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Anche mi ricordo la frase di Oliver Stone, no? Proprio dedicata a Picciridda. Ne vuoi ricordare tu qualche altro? Sì, guarda, diciamo che poi abbiamo realmente ricevuto gratificazioni e riconoscimenti che, diciamo, nessuno di noi si sarebbe mai aspettato, considerando che era un'opera prima, fra l'altro con un budget medio-basso rispetto ai soliti film in costume, però ecco, dalle più rappresentative, oltre a Oliver Stone, diciamo, ci sono stati tanti altri colleghi, attori di fama internazionale che veramente hanno applaudito. Ricordo ancora, ecco, un altro particolare, sono stato alla prima a Taormina con l'allora sindaco Giuseppe Pagotto, abbiamo presenziato assieme a tutto il cast artistico che era presente in platea tra le prime file, e ricordo questo particolare, l'emozione davvero enorme. Non appena sono arrivati i titoli di coda dopo la proiezione del film, praticamente tutta la platea del Teatro Greco di Taormina in piedi a battere le mani, insomma, sono quelle cose che ti lasciano veramente il segno e ti regalano delle emozioni inaspettate per un film, ripeto, dove sì, è vero, come tutti i film, quando li inizi c'è un'ambizione, però mai potevamo immaginare che si arrivasse a questo. Quindi grazie a Picciridda, grazie a Favignana per aver regalato non solamente a me, ma a chi ha avuto modo di vedere il film, queste emozioni belle, molto molto belle. Senti Ivan, tu fai il location manager per la West Sicily. Ti voglio fare una domanda. Secondo te il mondo legato ai cinema, quindi alle grandi produzioni, i set cinematografici, potrebbero essere un ottimo strumento di destagionalizzazione per le nostre isole? Ma guarda, quello con la creazione che ho spinto sin dall'inizio della Trapani Film Commission West Sicily, appunto, che va a coprire, va a promuovere attraverso il cinema, e non solo il cinema, ma parliamo anche di spot pubblicitari e comunque il mondo dell'audiovisivo in genere. Ci ho creduto sin dall'inizio, adesso ne faccio parte, sono il presidente, perché appunto
è un ottimo trampolino di lancio sia dal punto di vista turistico e quindi attraverso la promozione che il territorio riceve tramite la TV e il cinema, ma anche per l'indotto economico importante che un film genera sul territorio. E spesso, come accade soprattutto al sud Italia, che viviamo ovviamente di turismo estivo, cerchiamo di venire e coinvolgere il territorio nel periodo diciamo oltre la stagione, la piena stagione, quindi solitamente, come è successo su Favignana, andiamo a toccare quei mesi che non vanno a intaccare la stagione turistica di per sé, ma portano economia e ricchezza, quindi destagionalizzando quello che è il turismo siciliano in genere. Quindi diciamo è un canale su cui ho sempre puntato, adesso è diventata una realtà davvero importante. Considerate che, restando in tema, quest'anno abbiamo ospitato, siamo riusciti a convincere e portare su questa parte della provincia di Trapani le riprese di questa nuova serie per Rai 1 Macari, che prenderà sostanzialmente il posto di Montalbano. La casa di produzione è sempre la Palomar. Quando mi contattarono un anno fa mi dissero: Ivan, guarda, se ci sono i presupposti e pensi che possiamo trovare tutto quello che diciamo ci aspettiamo, parliamo di una produzione, diciamo di una casa di produzione che era rimasta 18 anni nel Siracusano e nel Ragusano, quindi andarli a sradicare da un territorio che ormai era totalmente loro, come casa loro, non era semplice, però siamo riusciti. È partita questa nuova serie, sono state 4 mesi di riprese nonostante il periodaccio che ci ha portato il Covid, quindi siamo dovuti partire ad agosto. Inizialmente le riprese erano in programma da marzo a giugno, poi per ovvi motivi, per la pandemia, ci siamo fermati, abbiamo iniziato ad agosto per non fare saltare il progetto e abbiamo terminato a dicembre. E considerate che solamente diciamo, l'economia che si è portata sul territorio è stata recentemente rendicontata tramite il distretto turistico. Hanno lasciato in quel periodo 1 milione di euro spesi e documentati sul posto, oltre quindi a tutte le figure che arrivavano da Roma, gli attori, quelli erano a parte, però quelli spesi per le aziende con residenza diciamo in ragione sociale in provincia di Trapani hanno lasciato 1 milione di euro. Sì, mi sembra che c'era un documento, Oltre... Ivan, che è stato presentato al distretto, l'ho visto tramite mezzo stampa, sì, adesso... pubblicato nei social, sì. Esattamente, adesso aspetto che mi invitino per parlarne, perché ovviamente quello che si sta cercando di fare è coinvolgere totalmente le amministrazioni o il distretto che sia, che nasce appunto per la promozione del territorio, perché secondo me, ma come anche a parere a detta di tanti referenti e sindaci di questa provincia, diciamo non c'è occasione migliore per promuovere un territorio e creare un indotto economico immediato se non quello anche attraverso il cinema, il cineturismo, perché oltre all'economia che adesso un film ti viene a lasciare, dobbiamo ovviamente poi andare a quantificare quello che è il ritorno d'immagine. L'avete visto anche con Picciridda per quanto riguarda Favignana, se ne sta parlando paesi, perché il film è stato presentato a Berlino, si spera adesso anche all'estero, è stato proiettato in tutta Italia, ha partecipato a tanti festival e quindi il territorio di per sé poi ha un ritorno d'immagine veramente non indifferente. Su Mando il prossimo anno spero di portare puntata. Noi abbiamo fatto quest'anno le prime 4 puntate e adesso a marzo andranno in onda su Rai 1, quindi sarà diciamo la serie TV, la fiction di punta per il palinsesto Rai. Quello che stiamo cercando appunto di far capire, perché tanti di loro magari accettano inizialmente la cosa ma poi quando bisogna realmente mettere un impegno all'interno si tirano un po' indietro, è quella che anche su questo canale, come fa la Puglia, come fa la Sardegna, come fanno tante regioni che vivono anche di cineturismo, bisogna comunque investire un minimo. Investire un minimo che significa, esempio chiaro che tu avrai letto sui social recentemente, ad esempio al distretto turistico è stato richiesto un contributo pari ad euro 40.000 euro, considerando che le 4 puntate vanno a toccare veramente gran parte di tutti i comuni che fanno parte della provincia di Trapani. È come se andassero dal singolo comune e dicessero: guardate, vi faccio vedere il vostro territorio e le bellezze del vostro territorio in 4 prime serate a Rai 1,
sto spendendo qua 1 milione di euro, quando ti vanno a chiedere un minimo contributo che va a coprire veramente una piccolissima parte di quello che spendono, sarebbe il minimo. È qualcosa a cui secondo me bisognerebbe puntare sicuramente, più di tante altre fiere o eventi che sicuramente fanno sempre bene, ma questo con la minima, diciamo, il minimo impegno economico, la resa è veramente ha un maggiore impatto sul territorio. Tu lo sai, l'idea di territorio, di unione mi ha sempre convinto, ho sposato sempre l'idea del distretto e tutto per quanto riguarda la promozione, quindi spero che anche questa parte per quanto riguarda il cinema venga accolta dalla West Sicily, poi ormai la possiamo definire così, parte del nostro territorio. Bene. Dai. Grazie Ivan per averci dedicato del tempo, spero di riaverti nuovamente per parlare magari, chissà, di un nuovo progetto che ci sarà proprio qui a Favignano alle Egadi, dai. Picciridda ha portato bene, quindi incrociamo le dita. Guarda, mi ero ripromesso la settimana prossima di venire a fare anche la nuova amministrazione che ancora non ho avuto il piacere di conoscere. Dovrei, spero, a inizio della prossima settimana venire un paio di giorni su Favignana, speriamo bene. Ti aspettiamo Ivan, ti aspetto. Ciao, okay. Grazie, ciao, grazie, ragazzi, grazie mille. Ciao Ivan, ciao. Si chiude così una bellissima puntata ricca, piena di contenuti, ma con 2 ospiti. Ivan, lo avete visto poco fa che ringrazio, e Marta Castiglia che è stata in diretta con noi per tutta la prima parte di questa trasmissione. Io quindi ringrazio ancora una volta i miei ospiti per averci fatto compagnia in questa serata qui su Egadi Channel. Io vi ricordo che Egadi Channel è il canale YouTube delle Isole Egadi, potete seguire tutti gli aggiornamenti sia su Facebook che su Instagram nelle pagine dedicate. L'appuntamento ovviamente adesso è per sabato prossimo con Raccontami una storia alle ore 16, questa rubrica dedicata esclusivamente ai più piccoli. Noi con Talia Cuccè invece torniamo con un'altra mega puntata giovedì prossimo sempre alle ore 21. Ma in chiusura abbiamo preparato un piccolo contenuto multimediale, lo abbiamo detto per tutta la trasmissione. Picciridda è stata ambientata a Favignana e l'isola è stata coinvolta, e quindi noi abbiamo fatto una sorta di montaggio di tutte le comparse e non che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso capolavoro che è Picciridda. Noi ci guardiamo questo video, io vi saluto, una buonanotte a tutti e subito dopo ancora la sigla di Talia Cuccè. Ciao, buonanotte, grazie. Sempre alla finestra è vero, gente che fu riappasciata, gente bella l'aria allegra, motriosa e sediata, gente ripututa con la ciglia esata, bocca stretta. Tu ti ho voglia di qualcosa, un passabocca, un lemon soda, e tu già rispondi Giuse quando ti chiamavi Giuseppina, eri le capabrio sciacca granita. Tu una fattusciata e ora che sei grosso imprenditore, t'insegnare la classe in do parlare. Sogno sempre alla finestra, è vero, gente spacinata, sto a casa nei panchini della piazza, sto tetto una sigaretta, gente casa incontra e dice ciao con Nataleata, gente casa allasca, gente casa abbraccia e poi si passa, gente casa parte in cenna cigna, si strapazza e non si pinna, non gasta altro inverno, non si canta messa, gente casa falle in canna sarda, ma ci fa trovare a tavola con saga e cucumana. Che c'avete di tale una vita tra cui pensare almeno un poco di che fare e da venire a travagliare quando io vecchio indispettito avevo mi giarrero mi io ci dico ma scusate che stella me casa stai o ne me pare.
La domenica mattina dai atto parlanti della chiesa, voci, pace, coppola, nantronica se trase dentro l'ossa, peccatori rinunciati a dei peccati della carne, quando il diavolo s'appaccia rafforzate via mutanna, quando a taglio della chiesa si posteggia un macchinone, scennesario, branchiate e torre a leone, pace, coppola, balbette e ammocchiano, me li a tre parole, perché sua maestà sa fare la comunione. Chi ci vede d'italiani, una vita tra cui pensare a meno un poco di che fare, da venire un poco a mare, quando io un vecchio tinto a così anche mi parete scritto io ci dico, ma scusate perché ad stare il caso da me casa a panzuttare. Sogno sempre alla finestra, è vero, a anni civiltà che sta donne, turchi, ebrei, cristiani si stringevano la mano, tanto si pensava che la diversità e ricchezza, tempi di bellezza, di poesia, di amore e di saggezza, ciò che è stato ieri e oggi forse che potessi ritornare, so trovavamo semi buoni di cantare da sta terra